Allora siamo in acqua con la prima serie dei 200 misti esordienti a maschi, atleti tutti targati 2002, passaggio a farfalla più veloce dalla quinta corsia, Luca Collot 30 e 36 davanti a Sami Benomar, 30 e 76 in seconda posizione. Noi presentiamo le atlete dei 200 misti assolute femmine, sono 4 le serie previste, per la quarta serie sono ai blocchi Nieke Pretorius, Bloemfontein Otters in 1, Regan Saunders, Unique Swimming in 2, Vanessa Pesce, Riviera Nuoto in 3, Arianna Rado, rappresentativa Idros in 4, Sabrina Lucia Favini, Waterborne in 5, Christy Koffer, Middleville Dolphins in 6 e in 7 Karin Leid Herbst, Mendelville Dolphins. Tanto Luca Collot dalla quinta corsia, 38 e 14 la sua frazione a dorso. Mattia Vianello sale in seconda posizione, 39 e 50 la sua frazione a dorso. Victor Sciandro a dorso, 38 e 75. Siamo in acqua con la frazione a rana, sempre la quinta corsia di Luca Collot al comando. Lui ha un tempo di iscrizione pari a 2:26 e 05. Va ora a concludere la sua frazione a rana per passare a quella dello stile libero, 41 e 61 per Collot, frazione a rana. Attendiamo naturalmente anche il passaggio degli altri atleti. Victor Sciandro 46 e 09, Mattia Vianello 46 e 40. Dunque lotta apertissima per le medaglie d'argento e di bronzo, con Luca Collot che ormai va a prenotare la medaglia d'oro del meeting di Treviso, prima edizione. Lui portacolori della società Rana Azzurra, va a concludere le sue fatiche. Vediamo il tempo ufficioso per Luca Collot, 2:24 e 42, lotta per l'argento, la spunta Victor Sciandro, 2:30 e 39 e poi in terza posizione 2:30 e 74 Sami Benomar.